Non c'è fretta. Partiamo ovviamente da qua, poi chiedetemi, non su Pioli cortesemente. Su Ranieri sì. Ranieri è un grande. Sono contento di aver toccato con mano, dopo anni di lavori, di ricorsi, di lungaggini, quello che diventerà un cuore pulsante della sicurezza per Cagliari e per tutta la Sardegna, perché ci arriveranno 700 donne e uomini dell'Arma, dei Carabinieri, che significa più sicurezza, significa lavorare meglio. C'è anche una splendida cappella che abbiamo visitato con padre Mariano, quindi c'è l'ordine pubblico fuori e c'è anche la serenità dentro, però sono contento che sotto la guida del provveditorato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una parte di Cagliari tornerà a nuova vita, quindi sono soldi ben spesi. Ho ringraziato le imprese, gli operai, l'Arma dei Carabinieri, tutti coloro che sono protagonisti di questa restituzione alla città di una parte importante, ripeto, dopo troppi anni persi. Sono contento perché col nuovo codice degli appalti, entrato in vigore proprio quest'anno, si eviterà in futuro di metterci 8 anni per un intervento da 8 milioni per sistemare una casa. Io mi occupo fortunatamente di quello che sarà. Per la Sardegna, fra infrastrutture, strade, autostrade, ferrovie, acqua, casa, ci sono circa 10 miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni. Questo in risposta a chi magari sperava che non ci fosse questa attenzione. Ovviamente serviranno alcuni anni per recuperare alcuni decenni di mancato investimento, però per quello che riguarda strade, autostrade, ferrovie e dighe, in Sardegna sono fra le priorità sulla mia scrivania. Sono stato alla diga di Combidanovo, ci tornerò. ANAS, solo ANAS, ha circa 5 miliardi di euro di interventi fra nuove opere, manutenzioni. La rete ferroviaria italiana ha quasi 4 miliardi a budget in opere fino al 2026. Sui porti e gli aeroporti stiamo lavorando, Bruxelles permettendo, e c'è il tema della continuità territoriale, però siamo al governo da un anno e spicci e sono contento. 2 mesi dal voto, la protesta della visitante può essere questo, regionale. Lei ha sempre difeso la continuità con il Presidente Solinas. Leggiamo oggi un'intervista in anteprima sull'Unione Sarda, con le sue parole, che apre in qualche modo anche a un'alternativa. Io non impongo niente, rappresento una forza autonomista, la Lega che nasce dai territori e ascolta e rappresenta i territori, quindi nessuna scelta a Cagliari viene presa a Roma o imposta da Roma. Sicuramente io ho sempre applicato il principio squadra che vince non si cambia. In Sardegna, come in Abruzzo, come in Basilicata, in Piemonte, in Umbria, come a livello nazionale e in Europa, per me il centrodestra unito è un valore aggiunto. Quindi faccio e farò di tutto per garantire l'unità della coalizione, che significa essere più forti, più veloci, più efficienti, più coerenti. Ovviamente per quello che mi riguarda un sindaco uscente, vari candidati, un governatore uscente, vari candidati. Questa è la posizione della Lega e conto che troveremo un accordo positivo con tutti e per tutti. Che tempi vi siete dati quando si arriverà all'ufficialità del nome? Beh, si vota il 25 febbraio, quindi diciamo che dopo Capodanno ci si deve arrivare. Noi stiamo già lavorando, io oggi incontro i dirigenti della Lega, gli amministratori, alcuni rappresentanti della società civile, noi siamo già sul programma, quindi stiamo parlando di infrastrutture, di lavori pubblici, di portualità, di turismo, di agricoltura, di salute. Ho visto con piacere che, stando ai dati di Unioncamere, Regione Sardegna in questi 4 anni ha il record della crescita del reddito pro capite, più della Lombardia. Cioè gli stipendi dei sardi sono aumentati di più rispetto agli stipendi dei milanesi o dei romani, questo grazie a una comunità imprenditoriale forte, non grazie alla politica. Sicuramente una politica che permette alla Sardegna di crescere fa il suo mestiere. Rimane tanto da fare, però sono contento di quello che si è fatto. Quanto è concreta la possibilità che la Lega faccia lista unica? Questo lo sceglieranno i territori. Noi stiamo preparando liste molto forti provincia per provincia con innesti esterni.
cioè se ci saranno candidati nelle liste della Lega anche persone che non hanno la tessera della Lega in tasca ma che credono in un progetto. E se poi sceglieranno di unire le forze autonomiste, però ripeto lo sceglieranno a Cagliari, non scelgo io né a Roma né a Milano. Signor Ministro, ma la mancata ricandidatura del Presidente Scelto non è una missione di sconfitto, quantomeno di non aver fatto bene nella Regione? Ma io sono convinto che la squadra uscita abbia fatto bene e quindi io ripropongo la stessa squadra con un programma evidentemente aggiornato rispetto agli anni passati, gli anni del Covid, della guerra, dell'inflazione, sono stati anni terribili e avere, ripeto, al di là della filosofia, avere certificato che gli stipendi delle donne e degli uomini in Sardegna sono aumentati in questi anni del 10% di più a Cagliari che non a Roma o a Milano, significa che la Sardegna è una terra che lavora, che guarda avanti. La politica non è protagonista, accompagna. Io da Ministro delle Infrastrutture accompagno i cantieri, gli appalti e le opere pubbliche. Sono contento perché la Sardegna di oggi è più forte della Sardegna di 4 anni fa e ripeto, non impongo niente, qualcuno ha detto arriva Salvini, non sono qua ad aprire campagne elettorali e porre candidature di Tizio di Caio. Ho stima per Cristian Solinas e la sua squadra del centrodestra unito secondo me abbia lavorato in questi anni. Poi, ripeto, facciamo parte di una coalizione, quindi è giusto che ognuno porti il suo contributo. Dall'altra parte, signor Ministro, c'è questa corsa a Torre Solo. Cosa ne pensa? Se ci sono progetti diversi è giusto che ognuno li porti avanti. Vedo che c'è un centro-sinistra sempre più diviso. Io, anche per motivi sentimentali, ovviamente sono spesso a Firenze e anche a Firenze, che una volta era insomma, la patria del granitico PC e poi PD, adesso ci saranno candidature diverse all'interno del centro-sinistra perché ci sono visioni diverse. A maggior ragione la scelta unitaria del centro-destra secondo me è fondamentale. Aggiungo la riflessione europea. Per la prima volta nella storia il Parlamento europeo potrà avere una maggioranza senza la sinistra, senza i socialisti, che vuol dire smetterla con le follie, l'auto solo elettrica e la bistecca finta, il formaggio finto e altre sciocchezze, quindi conto che il centrodestra sia unito in tutte le occasioni possibili, dalla Sardegna all'Europa. Ha avuto modo di parlare col sindaco Truzzu oggi, vi siete visti? Tornerò a Cagliari per parlare di opere pubbliche, ci saranno altri cantieri a gennaio che mi vedranno presente, ovviamente ricordo i lavori che ho toccato con mano e che stiamo accompagnando al porto di Cagliari, c'è il tema del coordinamento degli aeroporti e anche su questo non imporrà mai da ministro una scelta romana o statalista sulla pelle o sui voli dei sardi. Ho sempre avuto un ottimo rapporto istituzionale col sindaco di Cagliari, che ritengo persona assolutamente in gamba. Ecco, sulla rete ferroviaria, lei ha parlato appunto della rete esistente in Nuoro, che attualmente rimane collegata in c'è e lo so che è un suo impegno. un tavolo ad hoc. La vicenda Nuoro da parte mia ha meritato un tavolo ad hoc